Va ora in onda la rassegna stampa. Ma chiaro, i gattini di Rossini irridono alle notizie, ai grossi e grassi politici, ai quotidiani che leccano, capisci? È per questo che facciamo questa cosa in apertura di trasmissione in diretta. Miau, miau, miau. I gattini che si strusciano, proprio come i giornalisti molto spesso si strusciano sui politici perché vogliono la pappa. Capisci il motivo di questo pezzo sconosciuto di Rossini? Chiaro che quando mi succede come ieri, che sono al sacro Esselunga, nel momento più bello, mica tanto, è quello che devi pagare alla cassa, c'è qualcuno che mi giro e mi dice: oh, basta con questi gattini. In effetti dico, allora c'è proprio una proposta popolare, persino all'Esselunga fermate Sammy Varin e mi dite basta con i gattini. Cosa devo dire? Farò una mozione, anzi di più, una pozione per cercare di togliere questi gattini all'inizio di trasmissioni di Radio Libertà e inserire, io te l'ho detto, sono per il va pensiero, quello con il piano, una versione che vi ho passato mesi fa, che è piaciuta moltissimo, però capisco, insomma, chi sono io per scegliere una cosa del genere. Una decisione editoriale, quindi ci vuole una riunione con direttore, vice, segretario, tutto, non lo so, come si può fare? Buongiorno Simone, oggi sta benissimo, assolutamente. La rinazzina non gliela faccio prendere neanche. Ci sono quelli che qualunque cosa abbiano, niente medicine, non le prendo le medicine. E allora parla in questo modo oggi Simone. Buongiorno a tutti da Simone. C'è buono che lui non parla, e la mattina è un regista e quindi sappiatelo, quando poi esce con gli amici lui beve 4-5 birre in modo che è sicuro di rendere, oppure va a ascoltare della buona musica che proporremo in futuro. Mi ha fatto sentire un pezzo niente male di un suo amico o parente che suona bene. Bravo, bravi anche voi che state accendendo centinaia e centinaia di radioline in giro per l'Italia. La vostra Radio DAB oggi funziona. Se funziona la Radio DAB, bene. Se avete dei problemi, d'amore, affari, lavoro, Mago Professor Varin può risolverli. E se non funziona la Radio DAB, potete sempre ascoltarci sul sito di radiolibertà.net, sulla app di Radio Libertà, su Facebook e su YouTube, cercando Radio Libertà o addirittura, bada ben, Lega Salvini Premier. Questa rassegna stampa in diretta anche lì. Chiaramente, signori, se ci venite a trovare negli studi di via Bellerio 41 a Milano, siamo aperti dalle 6 del mattino alle 8 di sera, ci portate un salame lungo così e c'è anche la lunghezza, ve la misurano prima di entrare, siete benvenuti, vi offriamo un caffè padano e se c'è Sammy Varin io vi tiro dentro con me a fare la rassegna stampa, cioè abbiate questo coraggio, a me piace tantissimo. Scherzi a parte, grazie a tutti coloro che ci vengono a trovare, siete sempre tanti e simpatici, anche oggi avremo ospiti la mattina, state sgomitando per venire da me, oggi ben 3, qui Parlamento, Siorri, alle 8.45 l'onorevole Massimiliano Panizzut ci parlerà di disabilità, alle 11 Luca Toccalini, con lui commenteremo le aggressioni antifasciste e attenzione a come parliamo perché Macron si incazza, e alle 11.30 orario inedito un terzo qui Parlamento con l'onorevole Paolo Formentini che ci parlerà del Board of Peace. Cosa sta succedendo? Che cos'è? Perché? E perché noi stiamo solo a guardare. Bella storia.
Oggi arriva anche un ospite da Genova addirittura, lo sapete, io ospito solo artisti sconosciuti, ma questo come visualizzazioni non è secondo a nessuno. Stefano di Genova, e in effetti arriva da Genova. Alle 11.30 ci presenterà il suo nuovo inedito, che è inedito nel senso che ve lo farò sentire io, perché sono io, ancora una volta io per la prima volta. Non ho ricordato il numero di telefono, perché a quest'ora non dovete chiamare, Simone si sta ancora svegliando, ma potete inviarmi il vostro WhatsApp preferito. Ah, adesso vai anche in bagno, bene, fa piacere, no? È l'effetto Varin, capisco. Posso salutare tutti coloro che mi ascoltano dal cesso? Certo, voi in auto non potete, mi raccomando, siete già nel diavolo di casino milanese, romano e napoletano, ma voi che siete a casa, lo so, questa è anche una rassegna d'accesso, anche perché gran parte delle notizie che vi leggo danno una buona sensazione. Potete inviarmi un WhatsApp, magari non in quel momento, ma per commentare le notizie datevi da fare. 340 67 09 659. Anche voi che mi seguite la sera, spesso e volentieri vado in replica dalle 20 alle 21, tranquillamente inviate il vostro messaggino, perché il primo che arriva poi in onda ve li legge i messaggi, anche perché se sono sull'attualità c'è sempre da commentare e magari lanciate un argomento che altri non hanno fatto. 340 67 09 659 per inviare solo WhatsApp e no SMS, se no Ranucci ce li pubblica, per commentare le notizie del giorno su Radio Libertà. Guarda cosa ti sto facendo vedere. Questa è la notizia che non ha nessuno e che io vi lancio proprio in apertura di rassegna stampa, perché la nostra è una rassegna stampa, potremmo dire una contro rassegna stampa, nel senso che non stiamo dietro agli argomenti principali, certo ve li leggo, ma poi andiamo a spulciare altre cose. Se volete soltanto l'argomento principale del giorno, dovete girare sulle radio che fanno soltanto quelle cose, che mettono soltanto la stessa musica, capito? Qui la musica è diversa in tutti i sensi e io parto con il Gazzettino di Venezia Mestre. Il Gazzettino quotidiano del Nord-Est apre in un modo che non pensereste mai. Dichiarazione di Luca Zaia: candido Venezia alle Olimpiadi 2036. Avete capito bene? Zaia dice candido Venezia alle Olimpiadi 2036. La mossa dopo Cortina. Domenica ne parlerò alla Premier a Verona. Luca Zaia non si candida a sindaco di Venezia, ma lancia ufficialmente il capoluogo veneto quale sede delle Olimpiadi estive del 2036. Sarebbero 80 anni dopo i primi giochi di Cortina del 56. Alla peggio nel 2040, 80 anni dai giochi di Roma. Pare che al Comitato Internazionale Olimpico la proposta sia già stata ventilata. Il progetto starebbe ancora in fase di discussione con i vertici del CIO, fa sapere l'agenzia di stampa inglese Reuters, cui l'ex governatore ha anticipato la mossa. In ogni caso Luca Zaia conta di parlarne a brevissimo con la Premier. Se domenica incontrerò Giorgia Meloni alla cerimonia di chiusura a Verona, gliene parlerò. Insomma, si ricomincia. 8 anni fa, 2018, l'allora presidente della regione Veneto aveva presentato la candidatura di Cortina per le Olimpiadi invernali 2026, riuscendo ad agganciarsi a Milano. Adesso si ricomincia. Titolo che compare solo sul quotidiano Il Gazzettino, un quotidiano del Nord-Est, nell'edizione Venezia Mestre. Poi naturalmente sotto la frase della Meloni riportata da gran parte dei giornaloni: basta lotta nel fango. Che è anche un'immagine che ci piace, fare la lotta nel fango è una di quelle cose, ci puoi fare tante cose nel fango, ma che cacchio state pensando? Il confronto sul referendum, giuste le parole di Mattarella sul CSM, non sarà un voto sul governo, ok? E questi naturalmente poi diventano anche i titoli
dei maggiori quotidiani del giorno, ma lo sapete, io cerco sempre una via di scampo, quasi quasi mi faccio uno shampoo e vado a cercare altre emozioni dai quotidiani del giorno. Ad esempio, so che vi piace cominciare con il vostro quotidiano di riferimento. Il quotidiano, non l'ho detto e ve lo aspettavate, lo so, il quotidiano comunista, il Manifesto, che oggi se la prende con il Board of Peace, di cui parleremo questa mattina alle 11.30 con il deputato della Lega Paolo Formentini. Una pietra sopra, eccolo il momento in cui con il martelletto Trump ha inaugurato il Board of Peace dopo aver scherzato, si è divertito come un matto a elencare tutti i partecipanti a questo evento. Il Board of Peace inaugura il regno di Trump sulla pelle dei palestinesi, scrive oggi il Manifesto. La ricostruzione di Gaza parte da una mega base militare statunitense, anche se ci sono resti umani sottoterra. Leader mondiali e CEO mettono soldi e truppe, l'Italia osserva. Questa è l'apertura del quotidiano Il Manifesto, con subito sotto la frase del procuratore generale di Cagliari: patronaggio, dopo la sentenza su Sea-Watch, i giudici non lavorano per il governo. Cosa significa? Ve la leggo. Quella su Sea-Watch è una normale sentenza di condanna della pubblica amministrazione. Ha fatto scalpore solo perché il ricorrente non si chiama Mario Rossi, ma l'esecutivo non può pretendere di orientare le sentenze secondo i suoi disegni. Sono parole del procuratore generale di Cagliari, Luigi Patronaggio. Il magistrato ha seguito la vicenda dei soccorsi nel Mediterraneo centrale e dei sequestri delle navi ONG quando lavorava ad Agrigento, ce lo ricordiamo, Patronaggio, negli anni infuocati dei porti chiusi salviniani. Oggi al Manifesto Patronaggio dichiara: siamo in una campagna referendaria avvelenata e anche la più piccola delle notizie si presta a essere strumentalizzata. Ma veramente noi avremmo strumentalizzato ugualmente anche se non c'era referendum. Sono robe che fanno incazzare qualunque cittadino. Intanto dal Tribunale di Catania arriva la sospensione del fermo amministrativo della Sea-Watch 5, mentre il TAR del Lazio dà ragione al governo in un vecchio ricorso dell'Humanity e apre al blocco navale. Stavolta però la maggioranza non commenta, meglio evitare di incrinare la retorica anti-toghe. È vero, comunque non l'ho notata quest'altra notizia sui giornali. Il TAR del Lazio ha dato ragione al governo in un vecchio ricorso degli Humanity aprendo al blocco navale. Vedremo. Grazie comunque al Manifesto per averci ricordato anche una buona notizia in questa valle di lacrime comuniste. A proposito, vorrei anche l'unità, scusami, dai, vi faccio felici a voi. Lo so che questa è una radio ascoltata anche da molta gente che non vota Lega, non vota centrodestra, non vota proprio, però mi ascoltate perché mi amate, io vi ringrazio di questo amore, se al supermercato Esselunga mi date anche qualche idea di quale sigla mettere in apertura di rassegna stampa, io sono più contento. 340 67 09 659. Chi mi ferma all'Esselunga mi dica: Sammy, metti questa canzone in apertura, che ne so, la radio di Finardi, anche quello è un pezzo carino secondo me che ci può stare, no? L'unità. Dottrina Meloni, meno toghe rosse e più manette. Altro che separazione delle carriere, cortocircuito referendum, scrive naturalmente, lo amiamo anche lui, Piero Sansonetti. E poi Rogoredo, eccola qua, il ministro ci dica se è stata un'esecuzione. E qui mi alzo e vado via, scusate, non è pensabile, ma per favore, cioè, lo sai che l'hai capito che li vogliono incastrare questi? Adesso pare che anche la pistola non ce l'aveva, che quella finta, non ce l'aveva neanche in mano, gliel'hanno messa in mano, capito? Dove andiamo? Con cosa iniziamo questa mattina? Dai, vi sento caldi, allora vado con la verità. Dai, lo so, la verità è
clicco mi sbattono fuori. Cioè, davvero, ho la sensazione che abbiamo un computer comunista. Clicco sui giornali di centrodestra e mi buttano fuori. Sto sull'Unità e me lo fa leggere. C'è qualcosa di strano, molto strano. La Verità, in taglio alto, effettivamente quella che è la notizia che un po' tutti siamo rimasti così. Effettivamente ci aspettavamo tutto, però la nostra astrologa ce l'ha detto, che il mondo sta cambiando, ce ne siamo accorti anche senza l'astrologa, e che succederanno cose impossibili prima. I file di Epstein cambiano la storia. In taglio alto il quotidiano La Verità. Cade la prima testa coronata. Arrestato e poi rilasciato l'ex principe Andrea, da secoli un membro della famiglia reale inglese non finiva in manette. Avrebbe dato segreti al pedofilo. E sai, un conto è fare sesso con minorenni, ma che sono cazzate, no? Ma se gli dici dei segreti, e lui in quel momento ne sapeva di segreti, e non va mica bene. Il re lo molla, pesano le indagini per abusi e traffico di esseri umani, ma è solo l'inizio. E qui naturalmente adesso siamo un po' tutti preoccupati, perché tutti noi siamo stati almeno 3-4 volte inseriti nei file di Epstein, e quindi insomma uno dice: ma tu quanti, Simone? 2 volte Simone inserito, chissà cosa non hai combinato, perché bevevi tanta birra, sicuramente te ne faceva avere una cassa in più. In centro pagina sulla Verità, i giudici votano per l'invasione. A proposito di strumentalizzare questa cosa, ma è un dato di fatto, semplicemente. Raffica di sentenze contro la volontà degli italiani, che l'avete espressa andando a votare. Mattarella che dice: signor, mi tirano in ballo Mattarella, guarda che fa un'altra riunione straordinaria. Dopo il risarcimento alla nave della Rackete, dissequestrato un altro scafo della Sea-Watch. I magistrati sono tenuti ad applicare le leggi, non a interpretarle e nemmeno a stravolgerle, ma ogni giorno assistiamo a un rovesciamento della realtà e pure del diritto. Referendum giustizia, sondaggio smentisce la rimonta del no, il sì resta avanti di 10 punti. E poi Macron, sì, e con lui parleremo anche alle 11 con il deputato Luca Toccalini, parlando delle aggressioni antifasciste, e attenzione a come si parla, perché Macron ci ascolta e Macron la fa fuori dal bidet, che non usano i francesi, anche se l'hanno inventato loro, però pare che non lo usino. Meloni pensi a casa sua, ha detto ieri, proprio lui. Se ne parla oggi sul quotidiano La Verità. E poi quest'altra terribile notizia: donna decapitata col macete. E voi a chi pensate, scusami, voi ascoltatori razzisti e anche un po' fascisti, lo siete, dai, dite la verità, sospettato un nordafricano col macete, anche se devo dire è una moda che anche molti dei nostri figli e nipoti cominciano a seguire. Il macetino da tasca è sempre utile, se proprio volete essere più del nord. Ma che cazzo l'ha mai usato? Il coltello va sempre bene. A me è sempre sembrata una roba da terroni, però ve lo dico senza un insulto a voi meridionali, Cioè, coltello, un cutieddu si diceva, no? E ce l'ha in Sicilia, in Sardegna, un cutieddu serve sempre, perché poi la gente lavora in campagna, eccetera. Noi che giriamo per Milano, per Corso Como, e abbiamo uno che sta suonando da Corso Como, il Lollapalooza di Milano. Ogni notte Roberto Salis, questo chitarrista che avete in sottofondo, suona per voi, e il coltello non ci serve. No, ci serve come? Per difendersi dagli aggressori. Un tempo, sembrano migliaia di anni fa, si usava lo spray al peperoncino. Adesso tu fa ridere me, se io lo spruzzi addosso a un nordafricano lo spray al pepe, tu fa ridere me, io ho macete, ti tira fuori il macete, cazzolino, tu come un pirla con lo spray al peperoncino. No, troppo scarso, ci vuole il coltello anche a Milano.
E quindi, e qui siamo a Scandicci, uno straniero che era stato sottoposto anche a un TSO, li becchiamo tutti quanti noi, ma capisci che siamo la feccia dell'Europa e del mondo, quelli che hanno problemi mentali, che gliene hanno fatti di tutti i colori, che a volte è anche vero, perché comunque il viaggio nel deserto e poi li rapiscono e gli chiedono il riscatto e li violentano, e arrivano qua che sono debosciati completamente e molto incazzati anche piuttosto. E con chi se la prendono? Con noi che non c'entriamo niente. Donna decapitata col macete, sospettato un nordafricano. Santa polenta. E poi chiaramente Petrecca ovunque. Quest'oggi il direttore di Rai Sport alla fine si dimette. Usigrai scatenato contro Petrecca, quello della diretta non particolarmente brillante, cioè era brillante ma in un certo senso no. E comunque la Lega, l'ho già detto, ribadisco, e Discoribo non c'entra proprio niente a proposito di caratura di chi si inserisce in determinati ambienti, e almeno beccane uno che stia un po' attento a come parla. Non è che ha detto Fratelli d'Italia, votate Fratelli, no, non l'ha mica detto. Però, cioè, in confronto Sammy Varin è serissimo, posata, sono una posata da lavastoviglie. Andiamo avanti signori, mentre stanno arrivando messaggi pepatissimi, pepa al 34067. Vedi, quando faccio ridere Simone vuol dire questa fa davvero ridere. 3406709. E perché rido da solo? Me lo spieghi sta cosa? È una malattia, bisogna anche dello psicologo del PD, mi sa. 34067090659. Se mi seguite per la prima volta, memorizzate questo numero sul vostro cellulare, perché in qualunque momento, quando sentite qualche cosa di particolare che vi turba su Radio Libertà, voi lo potete commentare anche con l'audio inviandolo al 34067090659. E a me piace tantissimo quando è la prima volta. La prima volta. Me ne accorgo perché non ci sono altri vostri messaggi, no? Il primo messaggio non si scorda mai. Chi mi invia il primo messaggio questa mattina vince un premio. Non so ancora che cosa, ma vince un premio. Anzi, dove lo faccio scegliere a voi? Che quotidiano volete? Scrivetemi per la prima volta 34067090659. Scrivetemi anche il nome del quotidiano che volete che io vi legga, e ve lo leggo. Per tutta la rassegna stampa leggo solo quello. Mi è cresciuto il naso. Finché cresce quello. La verità, allora io ci entro assolutamente, perché oggi è molto ricco il quotidiano La Verità e mi pare che contenga anche delle cosettine, niente male. Allora, prima di tutto a pagina 2, Meloni che dice il referendum non è su di me, che è una frase anche un po' trita e ritrita, e sai, ci sono quelli che iniziano già a pensare se perde la Meloni si dimette, Non fatemi ridere. Per i sondaggi il sì è avanti di 10 punti. Ma nella pagina successiva giudici pro ONG scatenati, raffica di sentenze. In effetti, mai come adesso ce ne sono. Sarà che c'è il referendum sulla giustizia a fine marzo? Vi è venuto questo dubbio? Dopo il maxi risarcimento disposto per Sea-Watch 3, ieri, mentre vi parlavo, è stato revocato anche il provvedimento di fermo di un'altra Sea-Watch, la 5. Annullate anche le sanzioni comminate da Geo Barents di Medici Senza Frontiere. La russa dice sulla Rackete una decisione abnorme, articolo di Carlo Tarallo. Ma attenzione, dura la Lega, continue provocazioni di alcuni magistrati a favore di organizzazioni che trasportano clandestini. Bella questa citazione, provocazioni. Ci stanno e vi stanno provocando, e voi che la mattina già e soprattutto a quest'ora ce lo avete molto duro, politicamente of course, dovete rispondere alla provocazione dicendo a parenti o amici: mi raccomando,
fine marzo, referendum, vai a votare, mai adesso è importante, sì lo so che non c'è quorum, quindi anche se andiamo in 15 a votare, l'importante è che la maggioranza votino sì, ma se andiamo in pochi e quelli di sinistra ci faranno un culetto così dicendo hai visto? Non gliene fregava nessuno, è un referendum schifezzoso. E invece se siamo in tanti vuol dire che siamo d'accordo che c'è qualcosa che non funziona in questa giustizia, o no? No, il motivo per cui sono in questa pagina è anche questa immagine. Se mi state guardando in radiovisione sul sito radiolibertà.net, se avete scaricato la nostra app, lo so che non c'è per tutti, se avete determinati telefonini, la nostra app non è disponibile in questo periodo, siamo barboni, siamo straccioni. C'è un motivo per cui ogni tanto io vi dico andate sul sito radiolibertà.net, ci vedete in radiovisione, ma c'è anche il pulsantino in alto a destra, dona ora. Cliccando su dona ora potete aiutare Radio Libertà con una donazione, anche fosse soltanto dei soliti 5 euro, per aiutare Sammy Varin a farsi sentire anche sulle app di chi ha determinati telefonini che non sono i soliti Android, perché altrimenti vi lamentate. E io sono d'accordo. Il problema è che non ci sono i soldi per fare questa cosa, capisci? Non ce li abbiamo. E Simone è preoccupatissimo perché dice: oh, non è che mi togliete il mio stipendio per mettere anche l'app per gli iOS con l'altro, no, quelli più belli, insomma, super extra. Vabbè, e comunque vi stavo portando a questa pagina del quotidiano La Verità perché questa pubblicità è bellissima. Non l'abbiamo fatta noi, ve lo dico subito, l'ha fatta Fratelli d'Italia, ma è stupenda. Meno male che non l'abbiamo fatta noi, perché si beccherà sicuramente una querela da parte della Rackete, perché Carola Rackete, in questa bella icona pubblicitaria, diventa testimonial del sì al referendum per Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia utilizza Carola Rackete come testimonial nella campagna per il sì al referendum sulla giustizia. La decisione dei giudici siciliani, che nelle scorse ore hanno condannato lo Stato italiano a risarcire la ONG Sea-Watch per circa 76.000 euro, che arriveranno a quasi 100.000 con le spese legali, per il fermo ritenuto illegittimo della nave Sea-Watch 3 nell'estate 2019, non va giù al partito della Meloni. Ecco allora che la campagna con le immagini di Carola che, grazie all'intelligenza artificiale, conta felice i soldi versati dagli italiani, sotto la scritta "la paghiamo cara". I giudici hanno sentenziato: lei sbaglia, ma tu paghi. Il 22 e 23 marzo votiamo sì, ancora più convinti, recita la didascalia apposta sui social dal partito di governo. Oh, io sapete, con Fratelli d'Italia non è che vado pane e pesit, cioè non c'entro proprio niente, ma li amiamo e come in questo caso. Bellissima idea, soprattutto perché la querela se la prendono loro.
Guarda che io la prendo sul personale, la prendo sul personale. Guarda che ha detto Simone, se io ho sonno e mi metto a letto, con questo pezzo mi addormento subito. Ma non capisci che il nostro inconscio, che picciu ha bisogno anche di questa musica la mattina, perché poi arriva Semivarini invece, oh mamma mia, cos'è successo? Capisci? È la diatriba tra umano e divino, tra gattini e va pensiero. Era Pink Butterflies di Giulia Prisco e Daniele Piovani, quando un songwriter di grande esperienza incontra una giovane artista. Pink Butterfly. Mentre ho proposto ancora una volta il referendum Gattini o va pensiero alle 7:26 prima della rassegna stampa, c'è questa siglettina veloce che richiama un attimo, sembra un po', sai, quando c'è potrei mettere anche quella certamente, e la gente si sintonizza e si prepara. Adesso comincia la rassegna stampa di Radio Libertà. Oh, mi minacciano ancora, non ci provare, i gattini sono sacri agli dei di cui tu hai tanto bisogno, non l'ho capita Enzo. Ma Enzo è il Pidino, no, è Gino il Pidino, e Enzo di dov'è? Vabbè, comunque non ho capito di quali dei tu dici, però potremmo sempre fare un mix, caro Enzo, Gattini e va pensiero insieme. Guarda che ho dei mixatori, dei DJ che ascoltano questa radio, che te lo fanno subito. Buongiorno Varin, ammiro Salvini che ha messo la faccia alla 7 dalla Gruber e se l'è cavata senza danni. Invece la Meloni fa interviste pilotate, senza contraddittorio. È facile vincere così con domande che sai già. Beh, Francesco, no, sicuramente ci va anche lei dalla Gruber ogni tanto, è chiaro che c'ha poco tempo, però adesso vedi, ha cominciato a elargire i suoi pensieri ed è un po' anche un'imitazione del nostro Salvini, diciamocelo. Buongiorno, vediamo cosa succede sotto il tappeto. Almeno qui a Brescia tutte le case nuove in stile comunista, desolatamente tristi e grigio marrone. Le lapidi al cimitero tutte rigorosamente uguali, in stile inclusivo e asettico, e soprattutto polverizzati con il fuoco satanico. Oh mamma mia, comunisti anche da morti. Che brutta cosa. PS, addirittura l'ONU dice che il caso Epstein è uno scandalo mondiale, ma da noi quel poveraccio di Zaia vuole le Olimpiadi a Venezia, mentre gli italiani per visitarla devono pagare e non pisciare, altrimenti si inquina. Complimenti. Marco, ma sei uscito col Simone ieri sera? Ma quante birre ti sei fatto, ragazzi miei? Ma li tira dentro tutti il nostro regista, ragazzi. Sanno che il sì vincerà il referendum e allora le toghe rosse accelerano le sentenze assurde finché lo possono fare, vero? E poi c'è un messaggio audio, sentiamo cosa dice questo. Buongiorno agli ascoltatori, sono Albino. Ho sentito parlare di spray al peperoncino. Pepe. Ebbene, io ai suoi tempi ho acquistato la pistola al peperoncino, veramente legale, non ci sono problemi assolutamente. E poi sono andato a leggermi le regole di ingaggio. Allora, fa ridere, Allora, tu arriva l'aggressore, innanzitutto non puoi usarla al di sotto dei 3 metri, quindi se lui si avvicina tu devi arretrare. Dopodiché lo avvisi, attenzione, guarda che ho la pistola al peperoncino, se tu ti avvicini io la posso usare. Questo non gliene frega niente, con fare minaccioso si avvicina benissimo, tu gli tiri, paf, la peperoncinata negli occhi o dove diavolo lo becchi, questo logicamente riceve il colpo. A quel punto cosa fai? Attenzione, devi immediatamente chiamare il pronto soccorso, nel senso che devi fare il 112, cosa diavolo è, devi far arrivare un'ambulanza, qualcosa in maniera tale, e lo devi assistere, in maniera tale che lui venga curato e non ti puoi allontanare, è chiaro? Quindi devi dargli assistenza. Dopodiché, se poi quello poi magari ti denuncia, logicamente ti becchi il solito giudice buonista che ti fotte e a quel punto ti fa pagare pure i danni. Per cui qual è il consiglio nell'uso del peperoncino per l'impiego giusto? Stai zitto, stai buono, fatti rapinare e prega la Madonna che ti succeda solo quello. Interessante, interessante. Il pistolino al peperoncino non l'avevo mai sentito. Mi manca. Orrore a Scandicci, donna decapitata, fermato nordafricano. Lo capite che chi sta con questi assassini di ogni etnia li libera? Sono anch'essi complici e criminali. Sì, il problema è che appunto poi vengono liberati.
Non un secolo fa, qui non ne veniamo fuori con questi assassini, se non li prendono e li fanno fare un ergastolo intero. Io toglierei le scorte a quei nemici in patria che godono di troppi privilegi. Questi sono i messaggi al 340-6709-659. La Graziella mi mette i peli. Ma dai, ma Graziella, ma a quest'ora del mattino tu pensi ai peli della Rackete? Oh, mica solo sulle gambe, anche sotto le ascelle. Guarda che anche una certa moda, c'è un certo charme. A noi uomini piace un po' la donna pelosa, baffuta no, ma pelosa, guarda che certo, davvero. Se votano gli italiani all'estero è pronta la fregatura, perché la passa tutto tramite i caffè. Non ho capito, voteranno anche i morti e molti a loro insaputa, cioè anche i morti che a insaputa loro. Buongiorno Sammy, vorrei solo dire che fino a prova contraria la sovranità appartiene al popolo e di conseguenza al governo che il popolo ha votato. L'indipendenza della magistratura è sicuramente da rispettare, ma le leggi devono valere per tutti, basta con l'interpretazione da parte del singolo magistrato che però non paga mai. E questo voto al referendum serve anche per cominciare a dargli un po' di responsabilità a questi magistrati. Come può una singola persona non eletta da nessuno contrapporsi a un Parlamento regolarmente eletto senza temere alcuna sanzione? È proprio perché non teme alcuna sanzione. L'indipendenza della magistratura. Dai, andiamo avanti ragazzi, siete tosti, vi amo, ma devo correre con la mia rassegna stampa. Ve l'ho detto oggi sulla Verità, questa bellissima locandina della Rackete che festeggia con i suoi soldi e la battuta sì, deve cambiare, sì, votate sì al referendum. Donna decapitata, appunto, indagini su nordafricani. Nordafricano era solo uno. Trovato a Scandicci il cadavere di una tedesca di 44 anni con il corpo smembrato. Sospettato uno straniero che è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, è chiaro, perché quando lo prendono loro fanno oppure toccano il culo al carabiniere e a quel punto non gli puoi più fare niente. È gay, no, non si può fare niente. Le telecamere collocano l'uomo nella zona in orari compatibili col delitto. Provvedimenti al vaglio della ragioneria. Sappiatelo, ancora bloccato il pacchetto sulla sicurezza. Questo lo scrive solo La Verità. Secondo le previsioni del ministro Piantedosi sarebbe dovuto arrivare in Gazzetta Ufficiale in un paio di giorni, ma neanche dopo 2 settimane il pacchetto sicurezza ha visto la luce. Manca all'appello il disegno di legge che ha di per sé un cammino a passo più lento, ma pure il decreto legge approvato anche sulla scia degli scontri di Torino per Askatasuna è fermo alla ragioneria, la ragioneria dello Stato. Vi ricordate Monorchio? Mamma mia, che incubo! Sotto la lente dei dettagli giuridici, sono lì che stanno lavorando mentre io parlo, capisci? Fonti di governo assicurano che non ci sono problemi di costituzionalità, peraltro già ampiamente dibattuti anche con il Colle, l'ha firmato prima del varo da parte del Consiglio dei Ministri, mentre da giorni le opposizioni chiedono chiarimenti. Non è una buona notizia, non è... Sempre sul quotidiano La Verità, oggi è letto il quotidiano del giorno, effetto domino sulle ONG, solidarietà come paravento per i fondi ad Hamas, chiaramente ora lì sono tutti che festeggiano, nelle carte dell'inchiesta di Genova emerge l'attivismo di gruppi per creare legami istituzionali intorno a flussi di denaro sospetti, ma sai, ne parleremo poi anche con Luca Toccalini alle 11, quello che è successo in Francia, quell'aggressione antifascista, che io la chiamerei semplicemente un'aggressione perché non sei di sinistra, allora per loro tu sei fascista, capito? È una cosa terribile. Anche quando chiamano fascisti noi della Lega, ma io mi offendo, ma che cazzo dici? Ma non c'entra proprio niente. L'unico che poteva avere una qualche rimembranza da quelle parti, Decima Mas, eccetera, l'ha capita lui stesso che era meglio andare fuori dalle palle, ok? Ma noi coi fascisti e neanche con quelli di Fratelli d'Italia c'entriamo poco, anche se li amiamo, facciamo squadra con loro e ci mancherebbe, perché per portare avanti le vostre istanze bisogna fare squadra
e stare al governo. Ricordatelo, se esci dalla Lega, se ti fai le leghe, puoi divertirti con lo striscione con 2 o 3 persone e puoi scrivere Grande Nord, eccetera, ma dove pensi di andare? Da nessuna parte. Certo, c'è l'entusiasmo, Grande Nord, e poi i risultati quali sono? Zero. Noi risultati pochi, ma almeno arrivano. Capisci la differenza? Con tutto il bene che voglio a quelli che hanno mollato la Lega, anche quelli che sono andati con Vannacci, ragazzi miei. Sasso era il mio eroe, lo è tuttora. Sasso, io amo Sasso, vorrei essere gay per andare con Sasso, anche se lui con i gay non ha molto da sbagliare. Cioè, capisci ste cose? Non so se le capisci, però sto cercando di spiegartele. Sono sul quotidiano La Verità e per un buon motivo ho scelto la pagina 6, perché in taglio basso c'è questa. Col Ramadan parte la patrimoniale islamica. Cosa vuol dire? Il Ramadan, facciamo un Ramadan, ve l'ho mandata ieri e la trovate su YouTube, cercate Ramadan canzone, Ramadan, Afric Simone, che non so se è morto si rigira nella tomba. Il mese sacro dei musulmani, e lo stiamo festeggiando ogni giorno, perché il fatto che sia Quaresima non fotte niente a nessuno, anzi c'è qualcuno che gli fa gli auguri, perdonami, adesso non resisto, ve lo devo far sentire. Follia a Torino. Tirami sul cursore, vi faccio sentire il sindaco di Torino, signori. Robe pazzesche, robe da vomito, da vomito. Desidero rivolgere un pensiero speciale a tutte le torinesi e a tutti i torinesi di fede musulmana. Ramadan Mubarak. Caro sindaco, sono sbalordita, Questa ma era com'è Cisini. possibile? Nonostante la presenza di un imam che il ministro ha definito un pericolo per la sicurezza nazionale, la quasi certezza che stia nascendo a casa tua un partito islamico pronto a sfidarti alle prossime elezioni comunali, ma a portare la Sharia e la sovversione del sistema democratico entrando dalla porta principale. E in un ambiente, a casa tua a Torino, nella tua città, in cui appare evidente il consolidarsi di un rapporto tra la sinistra e l'Islam radicale, anche con pericolosissimi legami riconducibili ad Hamas, tu, proprio nel primo giorno di Quaresima, sorridente, dimostri vicinanza a chi ha mostrato di non accettare le leggi del nostro paese. Con l'inizio del Ramadan desidero rivolgere un pensiero speciale a tutte le torinesi e a tutti i torinesi di fede musulmana. Hai capito? Ramadan. Auguri musulmani, e ve li fa anche il sindaco di Torino, ragazzi miei. Ma non è finita, perché La Verità vi dice anche un'altra verità. Non è fatto solo di digiuno il Ramadan, facciamo un Ramadan dall'alba al tramonto, di preghiera, e del fatto che in alcune città come Genova voi alunni musulmani, che culo che avete, non verrete interrogati per giorni e giorni perché siete musulmani. E c'è mio figlio Elia che ci sta facendo un pensierino serio a dire che si converte per una quindicina di giorni. No, è il mese anche di Zakat, che non è bergamasco. Zakat, una donazione di fatto obbligatoria da fare prima della preghiera dell'Eid al-Fitr, ovvero prima della fine del Ramadan, quando poi ci troveremo tutti a Milano a festeggiare con loro. Nulla di male, sia chiaro, del resto uno dei 5 pilastri dell'Islam è proprio la zakat, che serve almeno sulla carta per aiutare i più bisognosi. Quindi ogni uomo, donna, musulmano o adulto possiede una ricchezza superiore a un certo importo stabilito, noto come nisab, deve donare il 2,5%, si legge sul sito dell'ONG Islamic Relief. Regole chiare dunque, tariffari ancora più chiari. Questo nome è apparso nel rapporto dell'intelligence francese dell'anno scorso che approfondiva i rapporti tra le ONG e la fratellanza musulmana, signori. Fuori i soldi, cari amici musulmani, ma anche magari quelli che sono ancora un poco cristiani, perché siamo entrati in Quaresima, lo sapete? Sto bussando alla vostra radiolina, al vostro altoparlante. Siamo in Quaresima? Sì, lo so che oggi sono tutti a casa da scuola perché è carnevale. Sono quelle robe che non riusciamo a metterli d'accordo tutti, dipende dal rito. Fatto sta, se andate sul sito di Radio Libertà, cliccate in alto a destra su Dona e fate anche voi la vostra donazione. Non certamente ai musulmani, al partito musulmano che sta nascendo in Italia,
ma una radio che fa un'informazione diversa come la nostra Radio Libertà. Bastano 5 euro, non guardiamo il vostro capitale, non stiamo lì. Siamo ancora, si scherza un po', ma qui sono serio però, siamo ancora sul quotidiano La Verità. L'Unione Europea butta i nostri quattrini per integrare gli immigrati con campi di padel e murales. È la leghista Sardone che denuncia milioni per l'inclusione destinati a progetti opachi come street art, tracciamento del cibo, sport e decolonizzazione del cinema. L'europarlamentare Silvia Sardone della Lega l'ha definito delirio ideologico a Bruxelles. Nella miriade dei progetti finanziati dall'Unione Europea, l'esponente della Lega è andata a cercare i progetti pro-immigrazione, individuando almeno 10 milioni di euro di sovvenzioni all'insegna dell'inclusione. I fondi europei seguono sempre più spesso logiche ideologiche che generano enormi sprechi, protesta l'eurodeputata, iniziative discutibili e dagli obiettivi poco chiari. Un articolone, un paginone, signori, che vi fa arrabbiare certamente, quello oggi sul quotidiano La Verità, ma vi assicuro anche su altri, che non siano di sinistra, se ne parla. Rimpatri, hub e Frontex potenziata, svolta in Europa contro gli sbarchi. Sì, sembra incredibile, ma lo so che la ragione è dei fessi, ma sembra che l'Europa ci dia ragione in questo periodo. Che cosa sta succedendo? Devo forse chiamare l'astrologa? Chiedo a voi. 340-6709-659, rispondetemi, grazie. Molto spesso siete voi a un certo punto che mi dite: Sammy, è meglio che chiami l'astrologa. Dopo la stretta di Bruxelles, la Grecia lavora con Germania, Olanda, Austria e Danimarca per creare centri in paesi terzi. Intanto 10 stati, tra cui la Spagna, spingono per pattugliare i luoghi di origine e di transito. Signori, Alessandro Rico, altro articolo da leggere. Il nostro governo punta a introdurre il blocco navale in casi di emergenza, SLURP. Resta da affrontare la questione spinosa delle convenzioni internazionali. Già, perché se non se li riprendono. Taglio basso, tutti zitti. Oggi sulla Verità viene intervistato Andrea Barabotti, deputato della Lega. Cariche pubbliche solo agli italiani. Signori, mi alzo. Applauso a scena aperta per Barabotti. Il deputato della... Basta applauso, continua a applaudire e ferma, non riuscivo a fermarmi le mani. I ruoli apicali nei ministeri, in Parlamento, nell'esecutivo, in regione, devono essere affidati a chi possiede un legame originario con la nazione. Che ne pensate di questa proposta? Lo so che Barabotti spesso ascolta Radio Libertà. Che ne pensate? Fabrizio Boschi giustamente dice: vi ricordate di Cécile Kyenge? Mamma mia, se ce la ricordiamo, nata in Congo, ministro per l'integrazione nel governo Letta del 2013. Mamma mia, ragazzi miei, mi ricordo anche una telefonata della Zanzara ai tempi Cruciani, aveva i pantaloncini corti ancora, gli stavo insegnando a fare radio e si divertiva a prendere per il culo l'allora Radio Padania, perché dicevamo cose che lui avrebbe voluto dire ma non le poteva dire, perché sai, le radio di Confindustria ancora non lo pagavano così tanto e quindi aveva paura di essere cacciato. Scherzo, dai. Beh, ecco, se anche volesse questa signora Kyenge, non potrebbe mai diventare presidente del Consiglio o del Senato, o tantomeno Presidente della Repubblica, e nemmeno governatore di regione. Sarebbe così se passasse la proposta di legge del deputato della Lega Andrea Barabotti, 40 anni, militante da quando ne aveva 22, con la quale vorrebbe preservare l'identità nazionale, la continuità istituzionale e la fedeltà verso la Repubblica. Signori, un'intervistona, alla fine anche La Verità si è un po' spaventata e glielo chiede. Questa legge ha avuto la benedizione di Matteo Salvini? Risponde Barabotti. Prima di approvare una proposta di legge, i nostri uffici legislativi fanno molti passaggi interni e alla fine danno via libera. Quindi presumo che anche Salvini l'abbia letta. Del resto è in perfetta consonanza con la linea politica del partito.
Ci piace, è un segnalino carino carino. Che ne pensate? 340 6709 659, cariche pubbliche solo agli italiani, quelli nati in Italia. Giro la pagina, signori, giro la pagina. Sono ancora sul quotidiano La Verità, che ho eletto quotidiano del giorno perché c'è un'altra notizia passata proprio, non passata direi, sugli altri giornali. Ne parla 17, pagina 17, La Verità. Assalto alle chiese per razziare il rame. Non il ramen, signori, che sono tutti gli sbarbati che sempre mangiare quelle schifezze. Il rame non si mangia, ma si vende, e normalmente sappiamo chi se ne occupa di fare queste cose. Furto nella Basilica di San Luca a Bologna. Cioè, è il posto forse più bello di Bologna. I portici di San Luca, canta anche Lucio Dalla, vai su in alto, Carboni, sono arrivati fin lì, se la sono fatta a piedi pure i ladri non erano rom, ma quelli non rubano mai. Rubati i gioielli dall'icona della Vergine nel capoluogo emiliano, messa riparatoria di zuppi, che poi sicuramente li aveva invitati a cena il giorno dopo, sto scherzando, svaligiati 9 santuari in 8 mesi. Ed è intervenuta la Borgonzoni, che sapete, lei è anche di Bologna e sai quanti sputi che non si è beccata la Borgonzoni ai tempi, quando aveva 18 anni sotto i portici di Bologna. C'ero anch'io in qualche evento, fare un tavolino doveva esserci la Digos, adesso no, invece no, altrimenti te la assaltavano, ragazzi miei. La Borgonzoni dice: questo è uno sfregio al sentire religioso dell'intera comunità. Che schifo. Dal primo giorno di Quaresima anche la Madonna di San Luca a Bologna è entrata a pieno titolo nel lungo elenco delle icone sacre depredate da ladri che violano senza una gran fatica le nostre chiese e i nostri santuari. Non vi leggo questo articolo perché mi rattrista in modo incredibile. Giro la pagina di nuovo. Questa è un'altra notiziona che c'è solo sulla Verità, ragazzi. Oggi ci sono tante esclusivette su questo giornale. Gli Stati Uniti ci salveranno dalle censure dell'Unione Europea. Lo scorso 12 gennaio è stato registrato negli Stati Uniti il dominio freedom.gov, che è abbinato a una VPN, quindi a una linea privata, e permetterebbe di consultare il web aggirando le tante limitazioni dettate da Bruxelles in tema di politica, gender, Covid e immigrazione. Yum. Quindi potremmo fare diretta anche su freedom.gov e non essere bloccati, perché YouTube e Facebook, lo sapete, quando dico determinate cose, oggi poi è venerdì alle 11:10 parla la Soldani ci bloccano di sicuro. Fateci un pensierino, freedom.gov, fateci un giro, può essere un'idea. Giro di nuovo la pagina ed è finito il quotidiano La Verità, cioè finito nel senso finite le segnalazioni che volevo darvi, e allora per par condicio vi faccio godere. Vado sul Fatto Quotidiano, sì, in centropagina, la stangata, 115 euro a pochi, anziché 200 a 20 milioni. Con chi se la prende oggi il Fatto Quotidiano? Con la fregatura bollette. Via il bonus per le famiglie. Annunci e realtà. Meloni spaccia per soluzione al caro energia pochi spicci al posto dell'aiuto del 2025 che non viene rifinanziato. Ma veramente voi avete più protestato perché effettivamente i soldi li danno a chi è povero, e quelli molto spesso sono sempre immigrati, che però, se passa il nostro decretino o disegno di legge che sia, non potranno più portarsi qua cani e porci dell'intero ramo familiare, compresi gli avi, eccetera. Ci sarà una selezione, cioè non è che entrano solo quelli di un certo, sono belli o brutti, no, e cioè non possono entrare, ma solo quelli proprio vicinissimi, non
la nonna e il nonno, che ci dispiace che non possano venire in Italia, la nonna del povero migrante, però non li possiamo mantenere tutti quanti noi, capito? Non è razzismo, è razzismo. Fatemelo sapere, 340 6709 659. No, dai, per par condicio vi porto anche su Repubblica. Referendum non è voto sul governo, frase importante, perché altri in passato, sai, si sono un po' presi la responsabilità, poi magari dovevano dimettersi e non l'hanno fatto. Di chi parlo? Boh. Meloni frena dopo gli attacchi ai giudici. Bene Mattarella sul rispetto tra istituzioni, per mandarmi via servono le elezioni e speriamo che arrivino il più tardi possibile, non scherzare Sammy, perché davvero c'è qualcuno che pensa che cadrà il governo nei prossimi mesi. Epstein, arrestato Andrea, il re avanti con la giustizia. Shock nel Regno Unito, l'ex principe rilasciato dopo 12 ore di interrogatorio. Non è che ha pagato la cauzione, diceva mia figlia Tabata. L'accusa: girate notizie riservate al finanziere pedofilo, la monarchia lo scarica. Fatto sta che insomma non è tanto la pedofilia quanto avrebbe girato notizie riservate per far soldi magari a qualcuno. Lite Eliseo Palazzo Chigi sull'attivista ucciso, e ce ne occupiamo alle 11:10 con Luca Toccalini. Ci sarà anche una manifestazione domani a Roma, la Lega con Fratelli d'Italia, al largo di Torre Argentina, se ci ascoltate da quella zona. Lite Eliseo Palazzo Chigi sull'attivista ucciso, Macron, affari francesi. Chissà come mai pensiamo che siano anche affari nostri, visto che quella gente poi arriva anche da noi, magari invitata da partiti di estrema sinistra, e hanno tanti pensieri per la testa, diciamo così, posso dire così. E Meloni alza i toni, no al ritorno delle BR, Parigi dava loro asilo. E anche questa è una cosa impossibile dire che non è vero. Premier e referendum, stop alla lotta nel fango, non si vota sul governo, altro virgolettato che effettivamente ha colpito molto noi giornalisti. La lotta nel fango ci piace. In taglio basso su Repubblica Giuliano Foschini ci parla effettivamente dei casi pop che utilizziamo noi, che non votiamo PD e non votiamo no, per arginare l'avanzata del no, perché il no sta avanzando, la gioiosa macchina da guerra del no sta avanzando. Cosa utilizziamo? Quali casi? Quali scuse? Utilizziamo Garlasco, Sea-Watch, Albania, la cavalcata dei casi pop per arginare l'avanzata del no. Già, signori, nel novembre 2024 il governo critica la decisione del Tribunale di Roma di non convalidare il trasferimento di 7 migranti nei centri d'accoglienza in Albania. I PM aiutano la sinistra. Nell'ottobre 2025 nel mirino finisce la Corte dei Conti per la bocciatura della delibera CIPE sul ponte. In una nota la Premier sostiene che è stata l'ennesima invasione di campo delle toghe. Lo scorso dicembre la Premier ha citato il caso dell'omicidio di Garlasco come esempio della necessità di votare sì alla riforma della giustizia per evitare tali vergogne. Ma questi sono soltanto alcuni esempi, ce ne sono tantissimi che tiriamo dentro ogni giorno fino ad arrivare certamente anche a questa. Fratelli d'Italia da ieri fa girare sui social un manifesto con il volto di Carola Rackete dopo il risarcimento stabilito dai giudici della Sea-Watch per l'ingiusto blocco della nave. Sì, ce ne sono anche di migliori, c'è quello con i soldi ancora più bello, anche questo è carino. Chi sbaglia non paga, con la Rackete che ride. Sì, è assurdo. Ci fermiamo, c'è la pausa, lo so, e allora restate lì ragazzi, e magari mentre va la pubblicità e la canzone indipendente fatemi un messaggino a Sammy Varin 340 6709 659, magari per la prima volta dicendo cucù, ci sono anch'io. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno.
Il fronte perturbato giunto nella giornata di ieri abbandona abbastanza rapidamente il nostro paese, favorendo un miglioramento del tempo. In mattinata residui rovesci potranno ancora interessare il basso versante tirrenico, mentre piogge sparse si verificheranno sulla Sicilia occidentale e sulla Sardegna. Buono altrove, eccezion fatta per lievi disturbi sui confini alpini. Nel pomeriggio precipitazioni più frequenti al sud, nonché su Abruzzo e Molise, ma non intense. In genere asciutto altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto care amiche e cari amici di Radio Libertà. Una grande notizia, chiaramente, per chi conosce l'olio extravergine di oliva Acerbis, per chi lo usa da tanto tempo, è sicuramente una notizia importante. Per gli altri che magari lo vogliono provare, questo è il momento per approfittarne. Sì, perché tutto il mese di gennaio e tutto il mese di febbraio, olio nuovo, prezzo vecchio. Quindi potrete ordinare chiamando 030 68 40 408 6 bottiglie da 1 litro di olio estratto a freddo Acerbis a sole 84 euro e il trasporto è gratuito. Parliamo di un olio estratto a freddo da olive italiane selezionate all'origine. Tutte le mattine imbottigliamo il prodotto fresco su vostra ordinazione, quindi vi arriva a casa un qualcosa di unico. Se volete riscoprire i sapori di un tempo, se siete alla ricerca di un olio vero, importante, di un olio italiano che dia ai piatti un tocco in più, 030 68 40 408, oppure potete ordinare tramite la pagina web olioacerbis.com, perché come diceva il mio nonno Alberto, l'olio bu elve sempre a galla. Alberto, l'olio buono viene sempre a galla. Abbiamo avuto una produzione piuttosto scarsa quest'anno, lo sapete, ma una qualità straordinaria. Chiamate in tanti. Grazie, buon proseguimento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Confused. The road is always straight. There is a light at the hand. You can't lose it. It's what you always wanted. It's what you always feel. It's what you're looking for. Because it's your home.
Cioè ragazzi, che ritmo, che musica, gli artisti indipendenti nella rassegna stampa di Sammy Varin. Buongiorno con Roberto Formignani. Ho deciso di farvi scoprire il suo ultimo album che ha presentato lo scorso mese a Ferrara, la sua città. Questa è Dirty Road, chitarrista, cantante e compositore blues, presidente dell'Associazione Musicisti di Ferrara. La sua The Manish Blues Band salì alla ribalta nazionale grazie alla partecipazione alla storica trasmissione di Renzo Arbore, Quelli della notte, nell'85. Pochi giorni fa è uscito il suo secondo album da solista che fonde blues, rock e boogie. Roberto Formignani. Mai sentito? Cercatelo sugli store digitali o su YouTube. Questo è un risveglio che ci potenzia ulteriormente, signori, e sono contento che faccia bene anche alle vostre orecchie, perché mi avete scritto una spatafiata di WhatsApp al 340 6709 659. Ad esempio, se votano gli italiani all'estero è pronta la fregatura? Ah sì, questo è quello di prima dei CAF. Passa tutto tramite i caffè, mi aveva scritto. No, intendevo i CAF, ok, quindi dai CAF, perché qua invece in Italia i CAF che sono tutti della Lega, i CAF, è vero. ONG no grazie, mi faccio la maglietta. Silvio da Torino, interessante, fammene avere una anche a me. Ha ragione tuo figlio Elia, sto già cercando dove acquistare il velo, perché qui si mette male per gli italioti. No, non scherziamo, però sta roba che veramente si evitano le interrogazioni se sei islamico in questo periodo, è veramente meschina la cosa. Caro Sammy, buongiorno. Un esempio ottimo per votare sì al referendum è il caso Zucchetto, bravo, per il quale chiederei uno spazio in Lega magari alle prossime elezioni. Ne abbiamo parlato, forse lo abbiamo anche intervistato, Beniamino Zucchetto, che ha fatto la sua vita in carcere, condannato a un ergastolo che insomma praticamente poi l'hanno liberato perché non era stato lui. E ne conosciamo altri di Zucchetto, ascoltando Giulio Cainarca, che lo sapete non fa più rassegna stampa da più di un anno, ma si è spostato dopo le 10 con un approfondimento potentissimo. Vi accorgete che robe tipo la strage di Erba, eccetera, per noi sono casi ancora non risolti nel modo giusto. Caro Bollette, grazie alla guerra alla Russia che avremmo potuto tranquillamente evitare non essendo l'Ucraina nella NATO, chi ha sabotato il Nord Stream? Quello che fa più schifo e ribrezzo è Zippi, forse è Zuppi, che è dalla parte di questa gentaglia che fa razzia nelle chiese. Quindi cazzi suoi di tutti i seguaci della dottrina bergogliana, chi ha ridotto la chiesa a una fetida latrina. Questo è Gino Piddino e anche Mangiapreti, ma lo amiamo. Buongiorno, hanno intervistato Conte chiedendogli cosa ne pensasse del fatto di dare 76.000 euro alla Rackete, per quello che sappiamo. Ha detto che ai tempi lui c'era e che ritiene giusta questa decisione. Io mi chiedo, quando hanno portato a processo Salvini, lui dov'era? Già, lo ha lasciato solo, dicendo che aveva deciso da solo. Ha la faccia come il deretano. Cos'è il deretano, Pina? Ma parli una lingua che io non conosco veramente. Cucù, ci sono anche io, bravo, mi scrive Antonio per la prima volta. Che piacere. Allora, salutando Antonio, saluto tutti gli amici che per la prima volta si sono sintonizzati su Radio Libertà, ci avete trovato nella banda DAB della vostra radio o avete visto magari su Facebook, su YouTube qualcuno che ha condiviso questa rassegna stampa. Fatelo anche voi, schiacciate il pulsantino condividi e inviate questa rassegna stampa alla vostra pagina Facebook o ancora meglio a parenti o amici dicendo: "Uè, senti questo come racconta le notizie del giorno". Sai, è un modo per avvicinarvi anche alla notizia, ai quotidiani, alla carta stampata, alla, speriamo, ho detto alla, non alla, speriamo, buona politica, ok? Io ho ancora questa speranza che esista ancora la buona politica, nonostante il quotidiano Repubblica, su cui sono in questo momento, che a pagina 21 scrive: Rogoredo, nuove accuse alla gente, guarda che questa è grossa, virgolettato,
chiedeva il pizzo ai pusher. Fammi vedere qua. Si aggrava la posizione dell'assistente capo che ha sparato e ucciso lo spacciatore. I due avrebbero avuto contrasti in passato. Interrogati i colleghi, noi estranei ai fatti. Signori, questo lo vogliono assolutamente fregare. Siamo su Repubblica e altra notizia che campeggia già da qualche giorno sui quotidiani, ma sembra che ogni giorno sia peggio. No, non era vero niente, è vero il contrario. Parliamo dei bimbi nel bosco. A pagina 23 di Repubblica il controcanto. Nella casa che ospita i bimbi nel bosco, noi operatori insultati e minacciati. Ieri La Verità ha pubblicato la lettera che la mamma dei piccoli ha scritto e oggi invece Repubblica intervista gli operatori insultati e minacciati. A Vasto, nel centro di accoglienza, i piccoli non possono uscire dalla struttura, troppa pressione, ma non siamo una prigione. Paginone per diffondere gli operatori di questo servizio sociale. Ci sono un'ampia sala giochi, un'aula luminosa, la mamma abita in un appartamento di 80 metri quadrati, i figli sono in una stanza a piano terra, ma loro sono gli operatori insultati e minacciati. Di come stanno i bambini non pare fregarne a Repubblica. Avanti con la notizia, ragazzi. Sì, dai, un giro ve lo faccio anche sul quotidiano Libero, che apre in taglio alto con il romanzo dell'Eliseo e la faccia di Macron e il titolo Le Miserable. La solidarietà della Meloni per il militante di destra ucciso a Lione fa impazzire Macron. Non parli degli affari altrui, ha detto Macron, cosa che però lui fa. Attenzione, in centropagina sul Libero, il giudice della Rackete scrive per il no. Referendum, il presidente del Tribunale di Palermo subito in TV. Indovinate da chi? Dalla Gruber. E si indigna per le critiche a risarcimento alla ONG. E poi naturalmente presenta un libro antigoverno. Torneremo su questo, ma fermi tutti, arriva il Qui Parlamento. Qui Parlamento. È un piacere trovare quest'oggi l'onorevole della Lega Massimiliano Panizzut. Buongiorno. Buongiorno a tutti, ciao. Ciao, buon mattino. Ciao, caro. Allora, come gruppo Lega, questa settimana avete interrogato il ministro delle disabilità Alessandra Locatelli su un bando molto importante che riguarda la disabilità, ma non soltanto, tutto ciò che ci ruota attorno. È un mondo troppo spesso di sofferenze, ma anche di incomprensione. C'è un bando che si chiama Vita e Opportunità, un futuro migliore e di valore per tutti. Spiegaci di cosa si tratta, Massimiliano. Ecco, esatto. Se posso fare due, premesse. Sì. Oggi sulla disabilità, ovviamente noi abbiamo per fortuna finalmente un ministro, perché tutti dicevano no, ma non serve un ministero perché tanto tutti dovrebbero occuparsi di disabilità. E basta vedere in giro per le strade quanti se ne sono occupati, no? Nel senso che uno sulla carrozzina, penso che soprattutto io che sto a Roma non potrebbe uscire di casa. Quindi secondo me ben venga che ci sia proprio un dicastero adatto. Ma soprattutto quello che, se mi consenti, dopo entriamo ovviamente nel merito, cioè è proprio la sinistra che, ricordiamo, con i governi Letta, Renzi, Gentiloni, Monti, eccetera, che viene a dirci le cose ovviamente che potevano iniziare almeno a fare loro, no? Ma magari più avanti entreremo anche nel merito della legge sui caregiver, che ovviamente non va bene a nessuno, però intanto qualcosa è stato fatto. La Locatelli ha messo dei paletti da cui non si potrà tornare indietro, anzi sarà tutto migliorativo. Quindi adesso io non voglio far polemiche, però finalmente abbiamo una corsia dedicata, diciamo così, a disabilità. Non capisco perché non bisogna appunto fare cose concrete come stiamo facendo. Quindi giustamente tu hai detto che è stato istituito questo bando che serve a concorrere, diciamo, all'effettiva autonomia e alla partecipazione e inclusione delle persone con disabilità, quindi il diritto di vivere il più possibile una vita autonoma e indipendente
e soprattutto di poter scegliere loro dove vivere e come lavorare, no? Cioè si passa, diciamo, dal famoso paradigma, come si dice, no? Che la rivoluzione quindi non è più l'assistenzialismo, ma progetti di vita concreti. Ecco, se poi vogliamo entrare nel merito, magari non troppo tecnico, se no, diciamo che abbiamo 3 linee di intervento, no? Uno sul progetto di vita, che diciamo poi contiene la dimensione abitativa, quella lavorativa e quella del tempo libero. Poi progetti di agricoltura sociale e poi quelli per il tempo libero che va dai bambini diciamo ai 22 anni, ecco. E hanno stanziato 380 milioni di euro e diciamo non è che vengono dati così al primo che passa, attenzione, no? Ci vogliono degli enti del terzo settore in sinergia con enti locali, imprese agricole o società benefit, che sono quelle che sono obbligate anche oltre non solo al profitto ma magari anche a finalità sociali, ecco. Quindi poi se vogliamo entrare un po' nel merito anche specifico delle cose, ovviamente quando parliamo di dimensione abitativa vengono finanziati le opportunità, creare, sostenere unità abitative indipendenti, manutenzione, attrezzature, servizi di accompagnamento, e sempre appunto per il fatto che magari dobbiamo staccare anche un po' queste persone dalla famiglia. Poi io per esperienza personale, avendo una sorella con disabilità, capisco che i genitori, no, finché poi i ragazzi sono giovani, fanno fatica a staccarsi, no, umanamente evidentemente, no? Però dopo il problema è che bisogna pensare al dopo, no? Il famoso dopo di noi, no? E che quando non ci sono più i genitori, i ragazzi cosa fanno? Non è che da un giorno all'altro devi farle cambiare vita. Quindi secondo me è giusto che piano piano si faccia un percorso che vada verso la loro autonomia e, ripeto, che possono scegliere loro cosa fare, non che noi genitori, ma ripeto, non per cattiveria, li portiamo a fare terapia, dico sempre io, dal medico. C'è anche una vita fuori, no? Chiaro. E poi l'altra, ovviamente la dimensione lavorativa va a pari passo, no? Cioè realizzare investimenti per lo sviluppo e l'ampliamento di attività produttive e insomma che possano renderli autonomi. Secondo me, difatti, autonomia, a parte quella che la famosa autonomia arriva, che stiamo lottando, no? Che arriva adesso, però l'autonomia personale è proprio è sintomo di libertà. Cioè, se io posso fare qualcosa, mi sento libero e non sono costretto a stare a casa chiuso o guardare il soffitto o guardare tutti i giorni la televisione. E quindi per quello che si fanno tutte queste cose, no? Appunto, poi soprattutto sui progetti dell'agricoltura sociale, che sono legati anche appunto sia alle colture o all'allevamento degli animali. Quindi sono cose, diciamo, concrete che finalmente riusciamo a mettere in ballo. Ecco. Bello, cercatelo in rete, vita e opportunità, Sì, un ecco, futuro appunto, migliore di valore il per bando, tutti. sono 30 pagine e si trova sul sito del Ministero, però secondo me è veramente un'opportunità anche per tutte le associazioni e gli enti del terzo settore di fare veramente qualcosa di concreto che serva. Cioè, attenzione, non vengono finanziati eventi giornalieri, cioè non è che fai un evento e viene finanziato un percorso che deve portare a quello che abbiamo detto prima. Ecco. Grazie davvero, Massimiliano Panizzut, buon lavoro, alla prossima. Grazie a voi, alla prossima. Ciao. Voto sì. Qui Parlamento. Belle segnalazioni da inoltrare, chiaramente, se avete parenti che hanno questa possibilità, non fermarsi a quello che è il problema, ma guardare avanti al futuro. Il buongiorno si sente dal Varin, sono le 8:51, grazie a tutti gli amici che mi stanno scrivendo WhatsApp al 340-6709-659, poi lo sapete verso la fine della rassegna stampa, verso le 9:20, se riusciamo apriamo le linee, ma devo come sempre correre. Pepe in culo per tutti, non sempre piace ma ci vuole, siamo su Libero, debole e suscettibile, Macron si inventa l'ingerenza italiana, dopo l'uccisione a Lione di un ragazzo di destra
taciuta per giorni dai quotidiani, in questi giorni invece ne hanno parlato tutti. Dall'India il capo di Stato se l'è presa con i nazionalisti che commentano quello che accade negli altri paesi, stiano a casa loro. Da destra ad Oltralpe ringrazia la Premier che mette in guardia dal ritorno dell'odio politico, e si parla naturalmente di questo Quentin Derange, chiamatelo alla francese, all'italiana. Per il suo omicidio sono state fermate 7 persone dell'ambiente antagonista di sinistra francese, e lui non era di sinistra. Vomitevoli, irresponsabili, così ci insultano i cugini francesi. L'ultimo caso sono state le accuse dell'ex premier Bayrou di dumping fiscale, ma sono vari gli attacchi al nostro paese. Carlo Nicolato ci fa un riassuntino, ma da sempre i francesi non gli siamo stati simpatici, e neanche loro per la verità ci sono simpaticissimi. L'allarme rosso scoppia a pagina 3 di Libero, che ci racconta di questa polveriera in Francia. La sinistra sotto accusa prova a coprire le violenze. Individuati 7 degli 11 aggressori antifascisti, incriminato il collaboratore di un deputato del partito di Mélenchon, ma loro gridano al complotto, ci vogliono distruggere, gli elettori chiedono di isolare gli estremisti, e c'è un bel paginone anche in questo caso sul quotidiano Libero. Macron si ricordi delle brigate rosse, non si torni a quel clima, la stoccata di Giorgia che replica l'inquilino dell'Eliseo e si dice d'accordo con le parole di Mattarella sulla giustizia, no a lotte nel fango, e poi Board of Peace ed economia. Torneremo anche sul Board of Peace, ne parliamo alle 11.30, cerchiamo di capire di che cosa si tratta. Per il momento è stato soltanto uno show l'apertura di questo board. Giro di nuovo la pagina, dove vado? Sono ancora sul quotidiano Libero, perché gli effetti della decisione di Palermo, guarda caso proprio nelle ore in cui il Presidente della Repubblica parlava ai suoi dipendenti, e si vede anche qua la bella locandina di Fratelli d'Italia con la Rackete che guarda felice i suoi bigliettoni da 500 euro, tutti i soldi che si è beccata dalle nostre tasche. La paghiamo cara, sì, deve cambiare. Domenica 22 e lunedì 23 marzo per una giustizia efficace, veloce, giusta. Vota sì. E il titolo: ora tutte le ONG batteranno cassa, pioggia di risarcimenti in vista. Sono tante le organizzazioni impegnate nei soccorsi che hanno subito fermi delle navi e potrebbero chiedere soldi allo Stato. Lo sai, è pieno di avvocati, cioè già appena scendono dalla nave, si riescono a scendere, per fortuna non sempre, immediatamente c'è l'avvocato giù che gli dà il biglietto da visita. Oh, se hai bisogno, caro clandestino, io ci sono. Adesso se fermi la ONG, se non la fai scendere, o se al contrario la blocchi, perché a volte effettivamente non ci sono riparazioni che andrebbero fatte, non ci sono aggiornamenti, eccetera, e questi adesso batteranno cassa. Pioggia di risarcimenti in vista. Organizzazioni impegnate nei soccorsi che hanno subito fermi delle navi ora potrebbero chiedere soldi allo Stato. A Genova annullate però le sanzioni alla Geo Barents, quindi hanno già cominciato. Tranquilli, tutto bene. In taglio basso su Libero, altra segnalazione anche qua che vi ho ricordato prima dal quotidiano La Verità, ma qui è ancora più forte. Dall'Unione Europea 10 milioni per corsi di padel e arte ai migranti. Ecco l'integrazione dei socialisti, dal calcio per rifugiati al cinema africano, una sfilza di progetti finto inclusivi. Sardone della Lega dice delirio ideologico. Massimo Sanvito, vuoi non metterli 2,5 milioni per escogitare strategie vincenti per proteggere gli immigrati irregolari? E 2 milioncini sul cinema africano e sulla decolonizzazione degli studi cinematografici e televisivi, e altri 2 milioni sui collegamenti nascosti
tra migranti e società attraverso il cibo. E poi 250.000 euro per corsi di padel che favoriscano l'accettazione degli stranieri. E poi ancora 750.000 euro per un progetto sul ruolo del calcio nell'emancipazione dei giovani rifugiati. Oh, strano che non mancano i corsi di sci e di cucito. Nelle scorse legislature, quando c'erano i pidini al governo, facevano anche questo. Ah, loro sì che si davano da fare. Bene, anzi male, vi parlo di Toninelli, era un po' che ce l'avamo dimenticati, ma lui non si è arreso, l'ex ministro dei trasporti Toninelli, che per la verità mi stava anche simpatico. L'ultima crociata di Toninelli, multato per il divieto di sosta. Il grillino lombardo dimentica di mettere il disco orario, i vigili lo beccano e lui si lagna. Ho lasciato l'auto 10 minuti sulle righe bianche. Vergogna, i comuni vogliono solo far cassa. Pietro Senaldi scherza su questa figura di Danilo Toninelli, un Alessandro Di Battisti che non ce l'ha fatta. Il bello Propale è riuscito a rimanere nel giro di Battisti, sposando cause talvolta spericolate, essendo capace di restare serio anche mentre sdottoreggia di cose che conosce poco o in nome dei diritti umani traccia scenari geopolitici sotto i quali i peggiori dittatori del pianeta potrebbero mettere il loro like. Il palestrato della bassa senza physique du rôle, Toninelli, meno dotato anche di estro, è dovuto invece tornare al vecchio lavoro, quello di impiegato, la qual cosa gli lascia molto tempo libero, che lui impiega documentando sui social la sua nuova vita tra supermercati e parcheggi, borbottando contro tutto e tutti con marcato accento provinciale. Ecco il reportage su Toninelli, che lo amiamo comunque, ci mancherebbe altro, uno che giustamente non è stato rieletto e ha ricominciato a lavorare. Non l'hanno fatto tutti. L'ultima segnalazione su Libero, e questo merita, ragazzi, nel panino milanese di Libero, i Dem paragonano la Quaresima al digiuno imposto dal Corano, il PD si islamizza e benedice il Ramadan. Sui social esplode la protesta contro il partito. Cercate solo voti, duro il centrodestra, scordate le nostre radici. Insomma, scrive Enrico Paoli oggi su Libero Milano, il politicamente corretto tanto caro alla sinistra illuminata e progressista consiglierebbe di maneggiare la materia con cura, visto che Quaresima e Ramadan, per una rara coincidenza del calendario, vengono celebrate nello stesso periodo. E per i cristiani la data corrisponde al mercoledì delle ceneri e dura 40 giorni. I musulmani iniziano il sacro mese del Ramadan, che coincide con l'avvistamento della luna crescente, il 9° mese del calendario islamico, quindi il 18 febbraio. Fatto sta che sono tutti lì a fare gli auguri per il Ramadan a questi islamici e nessuno dice niente che siamo entrati in Quaresima. Ma ripeto, perché siamo ancora qui vestiti da carnevale? È una carnevalata, siamo ancora in versione carnascialesca, sappiatelo. Vedrete che da lunedì tutto cambia, tutti in Quaresima. Ci fermiamo, c'è la pausa e tra poco arriva anche Acerbis. Siamo mercenari di un'altra guerra assurda, di un'altra guerra assurda. Larve di zanzare mi crescono negli occhi e tutte le cambiali mi prendono per la gola. Tienimi la mano, almeno questa volta. Gli alberi seccati di sera sembran verdi. Dimmi che mi ami e dimmi che mi amavi. Sento che sei vera, ti vorrei parlare. Guarda, Milano non è così poi brutta come si dice. Milano è bella perché è assai vera, e all'alba quando la gente è sveglia. E se mi dici che è una bugia, farò della mia vita una cabina, per sempre sì, come tuo figlio. Scrivo sopra il letto, sempre come una volta, sperando il mio rumore non buchi lì quel tetto che stai sempre a guardare. All'università
Non preoccuparti, in fondo nessuno lo saprà che ti vergogni se poi ti guardo e non ti guardo. Ho fatto un brutto patto, amarti è la missione. Io ti porto dentro e Dio uccide la sera. Mi basterà soltanto baciarti questa sera, perché Milano non è così poi brutta come si dice, che la mattina poi nasce un fiore. E non è vero che sempre piove, perché la vita è tutto un brutto film e le parole corrono da sole. Non è vuoto di Toffi come Toffi, ma in fondo adesso siamo bene insieme. Adesso voglio dirti quel che penso, se è vero che non stiamo più distanti, se è vero che ti fanno la corte in tanti. Io la mia vita l'ho bevuta un giorno e spero con te un bel ritorno. Sarai l'insetticida che io sogno, perché la vita, guarda, è bella così. Guarda, Milano non è così poi brutta come si dice, perché Milano non è così. Tra un quadro, un fiore sull'appendice, dolcemente fermo lì. E non ci credere non è peccato, Toffi, com'è, Toffi, come Toffi. Ma sì, forse sarà vero, Milano non è così, non siamo tutti col culo all'aria a dire Allah, Allah, a fare gli auguri per il Ramadan, c'è una via di mezzo, sì o no? Che ne pensate? 340-6709-659, questa è una bella canzone d'amore per una Milano che è sempre più difficile trovare. Milano non è così, di Teto D'Aprile, dal Salento a Milano, dove Teto ha vissuto qualche tempo e a quanto pare a Milano si è pure innamorato. 4 le minutagge dopo le 9 del mattino. Buongiorno da Sammy Varin, buongiorno anche a chi ci segue in differita su Facebook, su YouTube, o avete scaricato certamente dal sito di Radio Libertà il nostro podcast. Beh, anche in differita c'è una cosa che dovete sapere, che l'olio più buono e naturale, e non solo l'olio, è quello di Alberto Acerbis. Ciao! Buongiorno Sammy, buongiorno a te e un saluto a tutte le famiglie, a tutti gli ascoltatori, quelli che ci seguono da tanti anni e quelli che hanno iniziato in questi giorni. Magari sai, è un momento anche politicamente importante, hanno tutti bisogno di informazione, quindi sai, girando di qua e girando di là. Io sono un amante della radio, Sammy, quindi quando parlo di girare penso ancora alla rotellina come una volta, no? È vero. Giri di qua e giri di là e poi fermatevi un attimo, scopate, fate una chiacchierata. Sammy, è lì con te la calcolatrice o il telefonino, tu per fare due conti con me in compagnia? Provo. Fare i conti. Dai. Allora, adesso amici vi dico subito, non la trovate sul nostro sito olioacerbis.com, la troverete più avanti perché precedenza chi è già nostro ascoltatore come voi. Perché? Parliamo della confezione pasquale che si chiama Pasquina, da 18 anni, non è una cosa inventata ieri, 18 anni la nostra confezione Pasquina. Quindi prima di dirvi, facciamo due conticini come facciamo una volta nelle botteghe. Sapete, quando non ci sono più le botteghe nelle città, nei paesi, è finita. Quindi facciamo finta di essere una bottega. Buongiorno sul botteghiere, buongiorno Sammy, facciamo due conti, va bene, carta del pane, penna sull'orecchio, avanti. La nostra confezione Pasquina è in una box bellissima, serigrafata in oro, una cosa veramente d'esciori, bellissima. Signori, contiene una colomba, attenti, una colomba, da 1 chilo, non 5,50, 7,50, da 1 chilo, lievito madre, 48 ore di lievitazione, 30% di farcitura, incartata a mano, vari incarti, una colomba. Chi ha conosciuto il nostro Pandorato sa come lavoriamo, il nostro artigiano è meraviglioso. 1 chilo, valore commerciale di una colomba così, andate dappertutto a chiedere, cioè chiaramente nei negozi importanti, facciamo 35 euro, facciamo 32, 30, segna 35, scrivile 35. Come no? Certo, Poi all'interno mettiamo, chi è 35? Poi mettiamo una lattina bellissima da 1 litro del nostro olio del Garda. Ogni lattina è numerata a un numero,
possiamo fare, sapete, 4 lattine, non di più, per ogni famiglia, una roba che teniamo per Pasqua e per Natale. Una lattina di olio del Garda è una cosa pazzesca. I vichinghi quando vengono qua d'estate diventano matti, va bene? Valore commerciale, non lo dice Alberto Acerbis, va 1 litro sono circa 25 euro, la trovate a 18 euro mezzo litro, 35 più 25. Patè di olive, il nostro patè di olive, una roba veramente slurp, 6 euro. Pesto rosso, pazzia, 6 euro. Siamo a 72 euro. Attenti perché stamattina, non lo dico mai, ma stavolta lo dico, dovete fare scoppiare i telefoni. Sono a numero chiuso. Quando dirò stop, basta, è finita. 59 euro. Tutto. 59. Sì, caro mio. Una pazzia. Attenti. Trasporto non lo pagate. Finisco ricordandovi i gusti delle colombe, perché oggi in questi giorni potete scegliere i gusti, dopo basta, se no il fornero mi metta via. Allora, colombe sono classica coluvetta, attento, colomba arancia e gocce di cioccolato, colomba crema pasticcera nostrana, colomba caramello salato e gocce di cioccolato, punto. Finché che ne è, vi vorrei 030 68 40 408. Non c'è Camporella senza la colomba Acerbis, ti ricordi che dovevamo non c'è Camporella senza Acerbis, è chiaro. Grazie Alberto. Ciao ragazzi, fate scoppiare i telefoni, Ciao Alberto Acerbis. Ragazzi, quella col caramello non è niente male, tutto 59 euro, tutto questo ben di Dio. Fateci un pensierino, 030 68 40 408. Se chiamate adesso e non ha scuse, vi risponde lui, capito? Quindi è anche una cosa bellina, me lo salutate. Vado sul Corriere. La caduta reale, fermato Andrea, è il titolo principale, ma poi anche un riquadro su Gaza, debutto del board con 17 miliardi in dote. Ne parliamo di questo Board of Peace alle 11.30, uno speciale qui Parlamento, oggi ne facciamo 3 addirittura, con Paolo Formentini, così ci spiega un attimo anche quelle che sono le reazioni dell'opposizione. Dal Corriere io vado all'interno perché c'è polemica sul concorso per notai, a pagina 21, un documento online per qualche ora sul sito del Consiglio Nazionale dei Notai. È carina, quei giudizi al concorso per notai. Carina, graziata, fenomeno, sono gli appunti scritti davanti ai nomi dei candidati notai che hanno superato le prove scritte del novembre 2024 e che dovrebbero affrontare le prove orali entro qualche settimana. Il file Excel, che sembra essere stato predisposto ad uso e consumo della commissione, composta da 6 docenti universitari, 9 magistrati, 9 notai, è stato pubblicato per errore ieri sul sito del Consiglio Nazionale del Notariato, pubblicato e poi rimosso nel giro di qualche minuto. Il download dei candidati però è stato più veloce. In un batter d'occhio ieri gli screenshot hanno cominciato a girare su blog e social, generando commenti, accuse e annunci di ricorsi. Carina, è graziato oppure fenomeno, questi gli appunti su voi candidati notai. Scendo un po' più in basso, sempre sul Corriere, siamo a pagina 21, altra notizia che non compare su altri quotidiani: insulti razzisti alla regina del carnevale a Venezia, pericolosi ma sono forte. A Venezia la 18enne volto delle celebrazioni, non mi era mai successo, e quest'anno la 18enne è Martine Diop Bullo, 18 anni, veneziana, studentessa di Digital Management all'Università Ca' Foscari, è la reginetta della festa, ma la sua elezione ha scatenato un'ondata di odio sui social perché Martine è figlia di mamma veneziana e papà senegalese, bellissima peraltro, veramente. Tacciamo di infinite cose.
Giro di nuovo la pagina e mollo il quotidiano Il Corriere per andare a visitare, ma lo faccio molto velocemente, il quotidiano Il Giornale. In taglio alto, l'antagonista, con un Macron piuttosto incazzato. Gli abbiamo dato dell'antagonista, centri sociali praticamente. L'omicidio politico a Lyon, Macron insulta l'Italia, brigate Antifa, affari nostri, stupore di Palazzo Chigi. La sfida di Meloni sul referendum: votate per voi, non contro di me. La premier d'accordo con il Colle, vogliono un dibattito da lotta nel fango. Sempre sul quotidiano Il Giornale, tra i titoli: dissequestrata la Sea-Watch, la russa sentenza abnorme, e naturalmente Epstein, arrestato Andrea, un colpo pure per Carlo. Tralasciamo le Olimpiadi sovraniste di Luigi Mascheroni, ma naturalmente all'interno troviamo roba migliore. Sul quotidiano Il Giornale, l'offesa di Parigi, Macron vuole zittire la Meloni perché parla delle brigate Antifa. 3 anni e mezzo di gelo Roma-Parigi, quello dell'Eliseo è fallo di reazione. E poi i magistrati al timone, una doppia pagina che ci fa capire il momento storico che stiamo vivendo. Magistrati al timone, e nella foto, indovinate chi c'è? C'è la Rackete. Dai migranti alle navi ONG, così le toghe militanti vogliono affondare il governo. Sentenze a raffica su clandestini, CPR, protezione in Italia, è la prima linea del braccio di ferro tra giudici e maggioranza. A Bologna un nuovo caso incombe sul dossier Paesi Sicuri, e ci sono parecchi esempi raccontati oggi a pagina 4 e a pagina 5 del Giornale. Il Tribunale Rosso passa all'attacco e la russa scende in campo. Sentenza abnorme. Ancora, quotidiano Il Giornale, PD shock sul caso Rogoredo, schierare il comune contro gli agenti. I Dem chiedono che Palazzo Marino, il comune di Milano, sia parte civile nella vicenda del poliziotto che ha ucciso il pusher, quello che vogliono fare fritto. Il PD milanese chiede che il comune si costituisca parte civile nel processo eventuale, le indagini sono all'inizio, contro i poliziotti coinvolti nei fatti di Rogoredo, dove il 26 gennaio un agente ha sparato uccidendolo a un pusher di 28 anni. Qua mi fermo, ma avete capito l'atmosfera che regna intorno dai quotidiani che vi ho letto prima. Giro di nuovo quotidiano e siamo sul Tempo. Anche qui la partenza è col botto. Attacco allo Stato, chiamata alle armi, e sulla A c'è il simbolo degli anarchici. Lettere dal carcere, così la compagna di Cospito detta la linea agli anarchici. Lotta contro la repressione, il virgolettato. Il manifesto antisistema, l'alleanza con i Propal e la mobilitazione contro la gentaglia al governo e contro il 41 bis. In centropagina, naturalmente, i comizi in toga. Altro che rispetto tra le istituzioni invocato da Mattarella. Il giudice di Palermo risponde alle critiche della Premier: la nostra decisione sulla Sea-Watch è solo tecnica, le reazioni aggressive non aiutano a capire la riforma, e Meloni che dice: bene il Presidente, ora la politica. Abbassi i toni. Bella, mica poi tanto, la vignetta del Tempo di Osho, i file Epstein, abuso d'ufficio, arrestato l'ex principe Andrea, e il suo capo che dice: e io che pensavo fossi solo un pedofilo, che delusione, altro che pedofilia. C'è dell'altro, a quanto pare. Siamo sul quotidiano Il Tempo, signori, che non si trova solo a Roma, attenzione, si trova anche qui al nord. Un po' di fatica, ma lo trovate. Chiamata alle armi, lotta contro la repressione. Così la compagna di Cospito
detta la linea agli anarchici. Nella lettera dal carcere di Anna Beniamino c'è il manifesto della guerra allo Stato, l'alleanza con i Propal, la mobilitazione contro la gentaglia al governo e il 41 bis. Interessante per farvi un'idea come questi ci stanno organizzando il futuro. Mentre a proposito di casi che accadono con immigrati di mezzo, ce n'è un altro a Modena: marocchino violentatore rifiuta la visita per andare nel CPR. Tra i migranti risultati inidonei al centro per il rimpatrio, anche un 56enne che si è sottratto all'esame, cioè tu puoi dire di no a questo esame e non ci finisci nel CPR. Sembra incredibile, lo scrive Cristian Campilli oggi sul Tempo. C'è un'Italia che tra mille difficoltà sta cercando di combattere l'immigrazione clandestina, di ridare un significato autentico alla parola sicurezza, di difendere i nostri usi, le nostre tradizioni, e poi c'è un'altra Italia che rema contro, che auspica una vera e propria invasione, che in fin dei conti sogna il crollo del sistema occidentale, un'antitesi che sta rendendo complicato il lavoro del governo e delle forze dell'ordine. Tutto da leggere, anche questo articolo oggi sul quotidiano Il Tempo. A proposito di stranieri detenuti, sono 1 su 3, svela Il Tempo, nonostante siano il 9%, quindi pochini, rispetto alla popolazione italiana. Se prendiamo in considerazione solo le violenze sessuali, i detenuti non italiani sono 1691, pari al 41% del totale, ragazzi. Cioè questi arrivano in Italia e schifosamente sono sempre in perenne emergenza sessuale, a caccia delle nostre donne. Giro di nuovo la pagina, lo so, sono cose pesanti, ma la verità bisogna pur dirla su queste frequenze. Mi scusino chiaramente tutti gli immigrati all'ascolto che sono brave persone e dovreste essere più incazzati di me, perché questi sputtanano anche voi. Siamo ancora sul quotidiano Il Tempo, che ci svela anche lui quest'oggi una cosa che in pochi sanno, che si torna a votare in alcuni comuni. 24-25 maggio sono 626, neanche poi tanti, i comuni al voto. Il ministro dell'Interno Piantedosi ha informato al Consiglio dei Ministri sulle date, 15 capoluoghi coinvolti. Quelli importanti, vediamo: Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone e Salerno. Questi sono soltanto quelli più importanti, ma in tutto sono 626 comuni che vanno a votare il 24 e 25 maggio. Informatevi e ascoltate noi, che sicuramente ve ne parleremo. Intanto ascoltate me: se mi chiamate allo 0292947222 vi faccio andare in diretta e vi faccio commentare le notizie che vi sto leggendo. Chiamate veloci però, 0292947222. Vi mettete in attesa e qualche minuto e arrivo. La Stampa: sesso e segreti, la fine di Andrea. E poi, in taglio basso, il Board of Peace vigilerà sull'ONU. Trump: 5.000 soldati a Gaza, entro 10 giorni deciderò sull'attacco all'Iran. Quindi era imminente, sì, aspetta e spera. All'interno, sulla Stampa: giuste le parole di Mattarella, il referendum non è su di me, c'è chi vuole la lotta nel fango, dice la Meloni. Ma poi, in taglio basso, Sea-Watch: il tribunale sospende il fermo, e la Russa che dice è una sentenza abnorme. Ancora scontro sui migranti e il Tribunale di Genova annulla le sanzioni sulla Geo Barents. Intervista a Gianrico Carofiglio. Lo scrittore dice: premier carente in cultura istituzionale. Carofiglio, avete capito come la pensa. Su Bibbiano era stata meno garantista. Lo scrittore dice: disagio per un contesto politico che ha costretto il capo dello Stato a intervenire. L'avete visto in faccia, Carofiglio, lo conosciamo. Cosa dice ancora in questa intervista? Non si cambiano le cose col sorteggio. Chi sceglierebbe il consiglio comunale con il metodo della tombola?
Sicuramente parteggia per il sì, caro figlio. Caro figlio, la comunicazione della Premier non è efficace, stanno perdendo il controllo, non si aspettavano la rimonta del no. E ancora, caro figlio, il punto non è mettere i PM sotto al governo, almeno per ora, si tratta di rendere il sistema giudiziario più fragile. Paginone sulla Stampa, pagina 7, con l'intervista a Gianrico Caro Figlio, che comunque trovate molto spesso sulla 7. Il Board of Peace sfida all'ONU, ecco la foto, tutti insieme felicemente, Indonesia, Argentina, Uzbekistan, Stati Uniti, Albania, Stati Uniti, Qatar, Israele, Azerbaigian, Kosovo, ma ce n'è tantissimi. Noi siamo quelli che guardano. Trump vigilerà sul funzionamento delle Nazioni Unite, abbiamo raccolto già 7 miliardi, a Gaza forza di stabilizzazione di 5.000 soldati da Albania, Kosovo, Marocco e Indonesia. Intanto, vi dicevo, ho aperto le linee 0292947222, chi vuole parlare con me parli adesso. Pronto? Pronto, ciao Sammy, posso dare un umile consiglio per la sigla iniziale? Dai. Allora, tra il Va Pensiero e i gatti c'è una terza via. Dai. Highway to Hell degli AC/DC. Se il tuo regista magari in mattinata o dopo lo vuol far sentire, direi che si adatta perfettamente ai tempi che stiamo vivendo. Highway to Hell, autostrada per l'inferno. Ciao caro. Bella. Quella sì, soprattutto se fate esercizi ginnici la mattina, per sgranchire un po' le ossa, ci sta. 0292947222, chiamate adesso per parlare in diretta nazionale su Radio Libertà. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Buongiorno. Allora, le mie considerazioni riguardo la magistratura le ho espresse ieri mattina, che ci vogliono bloccare a tutti i costi. Quest'oggi invece mi posiziono sull'immigrazione. Allora, siamo sicuri davvero che sia soltanto il 9% gli immigrati presenti nel nostro paese? Perché da quello che io vedo qua ce ne sono di più di noi. Comunque, una considerazione riguardo anche a quello che dicevi ieri mattina, dei 100.000 nuovi militari che il Ministero delle Forze Armate, quello che è della Difesa, vuole assumere, compresi gli stranieri. Ma vogliamo dare davvero in mano dei fucili magari a dei musulmani che sono indottrinati? Ma siamo pazzi? Ultima cosa, ieri sera te lo racconto, magari puoi andarti a vedere il servizio, sul TG4 delle 7 hanno raccontato una follia del Tribunale di Milano che ha assolto un pakistano disabile alla vista con un 50° di vista, beccato 2 anni fa in giro con il suo SUV senza patente. Allora gli è stata tolta l'assegno di invalidità, però gli è stato permesso, cioè gli è stato concesso di poter guidare ancora la macchina. Se l'avessi fatto io mi avrebbero messo in cella e buttata via la chiave, visto che anch'io sono disabile alla vista. Stanno impazzendo tutti. Ciao, grazie. Grazie, sì, è vera, notizia veritiera, perché ma è la sensazione, sai, riesci a percepire che comunque ci vedi, anche se non ci vedi, riesci a fare cose che non le potresti fare, ma le riesci a fare. Quindi hanno riconosciuto la bravura di questo pakistano che guidava ugualmente anche se fosse meno cieco. Percezione si chiama, come quella sulla sicurezza, che per una certa sinistra è una percezione di insicurezza, ma non è vero, sembra a te. 0292947222. Pronto? Pronto, mi senti? Ciao. Chiamo da Trieste, ciao. Allora, si parla tanto di questo referendum e io spero vinca il sì. Però spero anche che si possa cambiare qualcosa, nel senso, basta con queste ONG, rimborsi, queste sentenze della magistratura che sono assolutamente irricevibili. Quindi speriamo, perché se no dopo 4 anni di governo siamo rovinati. Ciao. Grazie caro, ci sono delle belle corazzate informative però che propendono per il no, e poi appunto se si mettono anche certi giudici. 0292947222. Pronto? Ciao Sammy, Quella. buongiorno. Velocemente una cosa.
se Sergio e Romano, due persone del quale io non voglio neanche sporcarmi la bocca per parlare, dicono di no, tutto il resto della popolazione italiana che ha un briciolo di intelletto dovrebbe votare per il sì, ma non era per questo che ho telefonato. In Italia ogni anno spariscono letteralmente dai 5.000 ai 6.000 bambini, ok? Allora, nessuno lo dice, i magistrati non fanno niente. Questi bambini dove vanno? Vanno nei mercati che Trump e Putin hanno fermato. Trump nel Messico perché i muri che costruisce, gli accordi che fa per il traffico di esseri umani con il Messico, per bloccare il traffico di esseri umani, non viene detto. E Putin lo sta facendo con l'Ucraina, perché l'Ucraina, oltre al Donbass e tutto, liberiamo, eccetera, eccetera, è la fucina dove vengono allevati questi bambini per il traffico di organi e di commercio sessuale. Il traffico degli esseri umani, da che mondo è mondo, per questi politici, per queste elite sataniste, queste sono elite pedosataniste, c'è sempre stato. Allora, adesso guarda caso, dopo anni, qualcuno, lo zio grande d'America, tira fuori i file di Epstein. Ieri è caduta la prima testa, ma ne stanno cadendo tante, solo che qui in Italia queste cose si dicono così come ultima notizia, ok? Allora Sammy, io ti dico, il traffico degli esseri umani rende di più della droga ed è sempre stato così, perché queste elite si nutrono di questi riti. Allora noi purtroppo dobbiamo capire a chi siamo in mano, stiamo attenti ai nostri bambini quando li portiamo in giro, eccetera, eccetera, perché non lo dicono, ma tutti i giorni ne vengono rapiti o cercano di essere rapiti, perché adesso questi non hanno più la fonte di dove andare a prendere, perché qualcuno, lo zio grande di qua e di là, ha bloccato questo traffico, sta cercando perlomeno di bloccare questo traffico, per cui gli approvvigionamenti vengono meno. Grazie cara, ma no, è perché li prendono per peluche, sembrano finti, sono così belli i nostri bambini che sembrano peluche. E questo è niente, vedrete, lo scrive Repubblica, Trump ordina al Pentagono di rendere pubblici i documenti sugli alieni. Il bello deve ancora arrivare, signori, tenetevi forte, anche perché tra poco arriva l'editoriale del nostro direttore Sallusti. Io ritorno alle ore 11.